chiamo De Martini Nicola, ho una piccola impresa boschiva da anni, da tradizione familiare. Ho iniziato nel bosco con mio padre e mio zio nel 1978 e sono qua tuttora. Nel 2008 ho avuto un brutto incidente, ho perso l'avambraccio destro con il cardano del trattore, ma niente, sono capace di fare questo e quindi continuo a fare soltanto questo e l'impresa funziona, va bene, siamo contenti. PSR, io ho potuto acquistare dei mezzi innovativi, ho acquistato un forwarder che è un mezzo particolare di fabbrica tedesca, che è un mezzo articolato dotato appunto di vericelli, di gru, pinza caricatore adibiti proprio a entrare nei boschi e per fare un lavoro specifico, molto robusti, molto forti. Ho acquistato poi un processore, che è la macchina che serve per allestire la pianta, per dare il tronco finito a strada. Abbiamo acquistato anche dei trattori con dei rimorchi forestali dotati di gru e delle macchine, una macchina sega spacca per appunto produrre legna in funzione del futuro. Questo intervento del PSR ci ha permesso di essere competitivi, di riuscire a lavorare, perché ripeto, diversamente senza questi finanziamenti per noi sarebbe stato impossibile fare acquisto mezzi così costosi. Oltretutto a me personalmente col mio problema il forwarder è stato allestito in Germania in funzione anche della mia disabilità e riesco quindi a lavorare abbastanza bene e quindi abbiamo triplicato non chiaramente il fatturato ma anche il quantitativo di legname prodotto. Chiaramente abbiamo acquistato questi mezzi innovativi, io ho avuto la fortuna di acquistarli un paio di anni fa, 2-3 anni fa, gli ultimi, e con questa catastrofe di Vaia guai se non ce li avessimo avuti. Sono mezzi appunto che ci hanno permesso di lavorare in maniera molto veloce, perché le piante non possono aspettare, quindi dovevamo allestirle in maniera molto veloce e senza questi mezzi qui ciò non sarebbe stato possibile. Ora, cosa succederà? Noi diciamo il dopo Vaia, quindi la mia valle, la Val Comelico, normalmente tagliava un 30.000 metri cubi all'anno. Dopo il 28 ottobre è successo che nella Val Comelico ci siamo trovati ad avere oltre 300-400.000 metri cubi, perché poi i conti li faremo alla fine, di piante schiantate, quindi la possibilità di allestirle in maniera veloce senza l'uso di questi mezzi particolari non ce l'avremmo avuta.